in Sardegna e dopo con piacere la parola a Francesca Frigao per Sardegna Nazione Indipendenza. Grazie, porto il mio saluto personale e quello dell'organizzazione agli indipendentisti corsi di Nazione e a tutte le delegazioni presenti. Rinnovo la ferma solidarietà di Sardegna Nazione ai prigionieri politici corsi, privati della loro libertà per sentirsi corsi e non francesi, e per aver rivendicato il diritto all'autodeterminazione del proprio popolo. In merito al tema portante di queste giornate, il diritto all'autodeterminazione del popolo Kanaki, non ci sono né se e né ma siamo da sempre schierati con gli indipendentisti Kanaki, perché siano artefici del loro destino. Riteniamo l'imperialismo coloniale francese sul Kanaki una forma di dominazione coloniale, di dominazione assolutamente insostenibile ed ingiustificabile, oltre che arretrata, perpetuata nel nome di improbabili grandeur, rimasulli di un vecchio colonialismo, incompatibile con l'appartenenza della Francia alla comunità europea. Dovrebbe essere la comunità europea stessa a censurare lo Stato francese per violazione dei principi e diritti sulla quale la comunità europea si fonda. Le giornate sono un appuntamento storico. È qui che ogni delegazione porta e riceve contributi di cultura politica, preziosi per rafforzare e consolidare la lotta di liberazione nazionale nella propria terra occupata e colonizzata. L'indipendentismo organizzato in Sardegna e non solo è oggi in un pericoloso stato di compressione, di marginalizzazione e di erosione. Tematiche internazionali ed ideologiche stanno schierando i sardi in fosse dove spesso si perde il proprio contesto di popolo oppresso e si lotta contro le ingiuste oppressioni di altri popoli. Le guerre del Donbass e in Palestina sono guerre imperialiste. Le guerre del Donbass e in Palestina sono guerre imperialiste di espansione per la terra. La stessa terra che noi sardi abbiamo già perso e che è già occupata dai coloni italiani e governata dai loro tirapiedi politici. In quelle trincee contro gli imperialismi genocidi ci siamo anche noi, in prima linea, ma guardandole dal nostro contesto, dal contesto di un popolo anch'esso soggetto a genocidio, che anche se silente e senza bombe sta cancellando il popolo sardo. Siamo presenti contro l'occupazione militare e ci siamo mossi subito contro il tentativo di importare la mafia in Sardegna. Il trasferimento di 92 detenuti in regime di 41 bis nelle carceri sarde è una chiara volontà di colonizzazione. Si vuole italianizzare la Sardegna anche in ambito delinquenziale. La mafia italiana è organica allo Stato e di esso cura gli interessi. L'indipendentismo è presente in tutti gli ambiti di lotta, ma è in sofferenza, è compresso ed è soggetto ad erosione di militanza da parte di vari comitati informi, ideologizzati e in qualche caso anche strumentalizzati. Il nostro maggiore impegno da indipendentisti sardi sarà quello di fermare questo genocidio silente che il nostro popolo subisce passivamente, pur essendo attivo in diverse trincee di lotta, giuste e condivisibili, ma distrattive dalla lotta di liberazione nazionale. In Sardegna, inoltre, dobbiamo salvare la nostra terra dall'uso militare delle guerre imperialiste e anche dal disastro economico incombente per la guerra dei dazi, giusto per rimanere in un tema attuale. Sembrerà improbabile, ma nella guerra dei dazi la Sardegna potrebbe essere la prima a subire il disastro economico. Il fantasma del 1888 spaventa i sardi. Allora furono i dazi francesi, imposti per rappresaglia ai dazi imposti dall'Italia, in seguito alla sua adesione alla triplice alleanza contro la Francia.
a fermare il fiorente traffico commerciale della Sardegna con la Francia e tutto il Mediterraneo e a causarne il tracollo economico e la recessione. Quel fantasma potrebbe materializzarsi nel 2025 a causa dei dazi imposti dagli Stati Uniti, con i quali i rapporti commerciali non sono dissimili da quelli con la Francia del 1888. Vanno agli Stati Uniti il 49% del nostro export agroalimentare e il 95,6% di quello dei prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio. Il disastro è alle porte, ma partigianerie internazionali, ideologismo, negazionismo, complottismo e populismo continuano a tenere il primo posto nell'agenda dei sardi. Spetta a noi oggi onorare la ribellione delle generazioni passate e dare un respiro di libertà e dignità alle generazioni future. E a questo proposito voglio ricordare la figura di Frantz Fanon, attivista nella rivoluzione algerina, a 100 anni dalla sua nascita, con una breve sintesi di quello che era il suo pensiero. Fanon enfatizza la necessità di decolonizzare la mente, ovvero di liberarsi dai modelli di pensiero imposti dal colonialismo. Questo include il superamento della dipendenza culturale e l'elaborazione di una nuova identità che non sia definita in relazione al colonizzatore. Viva la lotta per l'autodeterminazione dei popoli e di quella di tutto il mondo!